Il patto per l'autonomia boccia le ipotesi di gallerie sul passo di Monte Croce Carnico e si schiera con fermezza per la soluzione della variante di valico. Lo ha spiegato stamattina a Udine in una conferenza stampa il capogruppo Massimo Morettuzzo. Ascoltiamolo. C'è il rischio davvero che ci sia qualcuno che vende fumo su un progetto che invece è fondamentale per la Val del But, per la Carnia e per tutto il Friuli. Nel novembre scorso, dopo un vertice fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia, l'assessore Mirante e l'omologo carinziano hanno detto chiaramente che la prima opzione è la variante di valico, un progetto che è il meno costoso, che è il più tecnicamente fattibile e che i soldi in Europa per il tunnel in quota oppure da parte del governo italiano e austriaco non sono disponibili e quindi noi pensiamo che oggi si debba procedere verso una soluzione che sia effettivamente percorribile, perché diversamente c'è il rischio che ancora prosegua l'isolamento della Val del But e della Carnia. Questo oggi non è accettabile, noi pensiamo che sia indispensabile appunto riportare un dibattito serio che deve essere fuori dalle logiche di alcuni che continuano a vendere dei sogni per un tornaconto probabilmente più elettorale che di sostanza. Quali soluzioni suggerite? La variante oggi sembra essere l'opzione più percorribile, soprattutto per una ragione di costi e di tempistiche.